Via tutti i indumenti da piova, sul cappello e torniamo a lavorare. Fioi, ma sapete cosa fa un gondoliere quando piove? Vieni che vi faccio vedere cosa più fastidiosa, ovvero seccare la barca. Adesso vi faccio vedere come che si fa. Ogni like, commento e follow mi aiuta a raccontarti Venezia dal mio punto di vista. Quindi se ti va di farne parte, monta a bordo. Come vedete, quando piove, le sentine si riempiono d'acqua. Procediamo quindi con il primo step, ovvero sparecciamo la gondola. Una volta sparecciata la barca, procediamo con il secondo step, quindi sesso ai man e olio di gomito. Una volta che il sentine si quasi vode, procediamo con il terzo step, la vecchia sponsata. Quarto step, procediamo con l'asciugatura a pelle delle sentine. Ora che le sentine sono asciutte e perfette, procediamo con il quinto e ultimo step, riparecciamo tutta la barca. Eccola qua ragazzi, gondola ripristinata e pronta per lavorare di nuovo. A essere pignoli bisogneria anche asciugarla, però visto che hanno previsto pioggia un'altra volta, sinceramente lascerei anche a perdere.